Prepareremo oggi le pessighes, ossia le pesche, un dolce tipico dell'entroterra sardo, molto semplice e molto saporito. Ci serviranno 150 g di farina, io in questo caso ho utilizzato una miscela speciale per torte, 250 g di zucchero, mi raccomando semolato, 4 uova che andremo a dividere in tuorli e albumi, marmellata di albicocche, zucchero a velo, mezza bustina di lievito. In questo caso sto utilizzando questa marca, ma voi potete benissimo utilizzare un'altra marca a vostra scelta, quella che trovate in offerta, come faccio sempre io. Inoltre, per dressare i nostri dolcetti sulla placca da forno, utilizzeremo una sacca poche. Mi raccomando, con la bocchetta liscia. Iniziamo. Separiamo i tuorli dagli albumi, questi verranno montati a neve successivamente. Qui invece aggiungeremo i nostri 250 g di zucchero semolato e quindi monteremo fino a che il composto sarà chiaro e spumoso con un frullatore elettrico. Una volta ottenuto un composto chiaro e spumoso, andremo ad aggiungere un cucchiaio per volta la nostra farina utilizzando un setaccio. Quindi con una spatola andiamo a mescolare molto delicatamente, fino a incorporare tutti i nostri 150 g di farina. Una volta terminato di incorporare tutta la nostra farina avremo ottenuto un composto molto denso, vedete? Però non spaventatevi perché è proprio la consistenza giusta. Adesso andremo ad aggiungere i bianchi che abbiamo provveduto a montare a neve e il composto assumerà quindi una densità normale, adatta per essere poi dressato con il sac à poche. Iniziamo. Mescoliamo quindi dal basso verso l'alto, esattamente come faremo per un classico pan di Spagna. Questo è importante per inglobare aria nel nostro composto. Una volta incorporato tutto il nostro albume montato a neve, andremo ad aggiungere metà bustina di lievito. Sono circa 2 cucchiaini. Anche il lievito, mi raccomando, setacciato e continuiamo a montare. Sempre dal basso verso l'alto, con delicatezza. Una volta terminato di montare il nostro composto, andremo ad inserirlo nella nostra sac à poche. In questo caso io l'ho poggiata in un recipiente per facilitarmi il compito. Travasiamo. Ora, con il forno ben caldo, iniziamo a dressare i nostri dolcetti sulla placca da forno. Mi raccomando, appena finiamo di dressare, andiamo ad infornare. Più distanti. Boh. 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 Subito in forno. Dopo aver sfornato, andiamo a farcire con la nostra marmellata e quindi servire. È un dolce molto semplice, ma veramente molto buono. Buon appetito!